La rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL. Va ora in onda Potere al Popolo. Dai, puro entusiasmo quest'oggi, ragazzi. Dobbiamo essere pronti. Tra pochi giorni, meno di una settimana, si vota! Siamo grandi e saremo in molti. E qui Semivarin, con la sfera in testa di cristallo, e qui potere al popolo. Signore e signori, tra pochi istanti apriamo le linee allo 0266203529. Vogliamo sapere se c'eravate sabato scorso a Milano con ombrello, senza ombrello. Io me lo sono portato ma non l'ho neanche aperto, perché passavo da un ombrello all'altro, disfroso. Siamo grandi e saremo in molti. E qui Semivarin, con la sfera in testa di cristallo, e qui potere al popolo. La Raffaella del Poio che vuole la maglietta di Matteo Salvini. Ma Raffaella, ma quando vieni qua te la cerchiamo la maglietta? Ma assolutamente, qui abbiamo un negozio che vende di tutto, dalle mutande alle magliette alle spillette, qualunque cosa vuoi noi ce l'abbiamo. Buon pomeriggio da Sammy Varin, il lunedì dell'imprenditore, oggi più festoso del solito perché giustamente siamo tornati dopo la grande manifestazione di sabato scorso a Milano in Piazza Duomo, ma soprattutto è l'ultima settimana di campagna elettorale, per cui voglio sentire le vostre voci allo 0266203529. È comunque il lunedì dell'imprenditore e in fianco a me abbiamo che sta toccando il microfono, che gli piace toccare il microfono, ti dà un sentimento di possesso, secondo me, davvero, penso anch'io. Se tocchi il microfono lo possiedi, è un po' come un'arma il microfono, come un fucile, come una mitragliatrice. Valentina Lucarelli di Scenari Economici. Ciao a tutti, ciao Sammy. E c'è naturalmente di fianco anche, se è lunedì arriva anche lui, se no che cavolo facciamo fare il lunedì dell'imprenditore? Dario Polini, anche lui, Scenari Economici, fiscalista, economista ormai dico anche perché... Dopo avremo modo di parlare, riferirò un po' quello che mi hanno detto al convegno che abbiamo avuto venerdì a Boari, in provincia di Brescia. Venerdì sera abbiamo parlato di macroeconomia, degli scenari post elezioni europee con il ministro Fontana e con l'europarlamentare Marco Zani, e ho fatto delle domande, diciamo, anche per conto degli ascoltatori di Radio Padania, che sono delle cose che mi avevano chiesto, e dopo vi riferisco un po' quello che ci siamo detti, che è stato molto interessante. Molto interessante, confermo. Molte grazie, ma intanto subito a voi le voci. Chiamate 0266203529 o scrivetemi in radiovisione sulla pagina Facebook, il canale YouTube di Radio Padania o quello di Sammy Varin. Come è andata la manifestazione sabato scorso? C'eravate, non c'eravate, avevate l'ombrello, non ce l'avevate, non siete venuti ma ci avete seguito in televisione, non si vedeva niente in televisione, è vero, non hanno fatto praticamente quasi nessun servizio, ma d'altronde siamo in par condicio. Ma attenzione signori, vi avviso subito che ogni tot questo pomeriggio e anche nei prossimi giorni avremo in onda una canzone dedicata a Matteo Salvini, perché l'entusiasmo che ci porta verso le elezioni di domenica prossima si vota, lo sapete, qualcuno ancora non lo sa, il 26 di maggio si vota in tutta Italia per le elezioni europee, per molte città, paesi e per la regione Piemonte. L'entusiasmo ci porta a trasmettere anche i pezzi, alcuni irriverenti, alcuni divertentissimi, parodia verso il nostro capitano. Ma sentiamo le vostre voci, pronto? Pronto? Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Io mi chiamo Remo, telefono dalla provincia di Mantova. Racconta.
Niente, io volevo dire questo. Io sono un ex PD. Per tanti anni ho militato in questo partito, però ultimamente mi devo ricredere di quello che ho vissuto in questi anni col PD, perché purtroppo è un partito dalla doppia faccia. Sono quelli che predicano bene e razionano male, e purtroppo è così. E quindi io volevo sapere questo, siccome che devo votare e voterò Lega, sulla preferenza devo mettere dei nomi oppure no, per essere sicuro? Carissimo, siamo in democrazia, puoi fare quello che vuoi, nel senso che una volta che fai la X sul simbolo Lega, volendo puoi non mettere nessuna preferenza, volendo ne puoi mettere una scrivendo semplicemente Salvini, perché in tutta Italia capolista è Salvini. Se invece magari hai qualcuno che ti sta più simpatico della tua zona, fuori dalle scuole dove si voterà domenica prossima ci saranno esposte le liste, per cui c'è la Valentina che vuol dire qualcosa? Sì, volevo aggiungere come precisazione di voto per tutti gli ascoltatori che qualora aveste dei nomi da voler scrivere, quindi nome e cognome, potete scrivere il nome di un uomo e se volete potete aggiungere il nome di una donna. Non si può scrivere il nome di due uomini o di due donne, giusto? No, sono due uomini e una donna. Quindi si può fare il triangolo. Quindi si può fare due uomini e una donna, se si vuole. O Okay. due donne e un uomo. Sì. Due donne e un uomo. Non tre uomini. Cioè, poi tre uomini insieme è un casino, ragazzi. No, Adesso vabbè. non so i vostri gusti, però Sì. grazie caro e complimenti per la scelta, ma ci mancherebbe altro. Anche tu forse hai letto la notizia che in Umbria la presidente Marini ha votato contro le sue stesse dimissioni insieme ai consiglieri del PD, consiglieri regionali dell'Umbria. Cioè, ma avete capito? Questi hanno fossilizzato, hanno surgelato le dimissioni della presidente di regione Umbria Marini. C'è stato qualche problema sul fronte ospedali, nomine, concorsi e tutto quanto, e adesso hanno congelato le dimissioni e la presidente si è autocongelata, cioè ha votato contro le sue stesse dimissioni. Chiaro che se uno vota PD e poi viene a sentire una roba del genere, ma sono mica scemi. C'è ancora una chiamata, pronto? Ciao Sami, sono Ayman, Badagna Libra. Carissimo. Io c'ero con l'ombrello. Con l'ombrello. Qual è stato il momento più bello? È stata una grande giornata, Sami, quando vedevo 11 leader europei con il nostro segretario federale Matteo Salvini, con il nostro ministro dell'interno Matteo Salvini, vuol dire roba unita contro tutto il cambiamento, vuol dire cambiamo il Parlamento, mandiamo via tutti quelli è stato contro di noi, contro il popolo. È stato un momento bello per questo, Sami. Badagna Libra, viva la Lega! Grazie caro, un'altra chiamata, pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Poi Marco. Una precisazione, allora, per non avete fatto un po' di confusione. Vai. Cioè, nel complesso era corretto il discorso delle preferenze. Sì. Allora, per una questione di genere, di par condicio sul genere, due uomini e una donna o due donne e un uomo, mai tre uomini e mai tre donne. Fine. Sì. Ok. Adesso un'ultima cosa, questo non l'ho ancora capito, riguardo alla ex governatrice dell'Umbria, perché Radio 24 nel radiogiornale delle 13 ha detto che alla fine lei avrebbe dato le dimissioni. Puoi controllare se è vero o no? Perché quello che si diceva fino a 2 ore fa è che lei le dimissioni non le aveva date, le aveva ritirate. Però nell'ultimo notiziario di Radio 24 è stato detto che alla fine le ha date. Grazie, ciao. Grazie caro, adesso controllo, ma alla fine lei intendeva alla fine dei giorni, cioè quando arriverà la fine del mondo praticamente lei darà le dimissioni. No, diciamolo per correttezza, anche a quelli del PD a Roma, a Mister PD non è piaciuta questa cosa e lei si è stupefatta che non gli sia piaciuta questa cosa del congelamento delle dimissioni.
c'è qualche cosa che non funziona, qualche cortocircuito all'interno del PD, e come. Posso salutare Mauro Fornasiero, signori, che dal Friuli Venezia Giulia ci ha portato salumi e vino sabato scorso, andati a ruba. Infatti c'è qua Polini che si guarda in giro, dove sono? No, è inutile che guardi, non c'è più niente, assolutamente. Hanno mangiato tutto quanto, abbiamo mangiato, perché sono passato anch'io, roba buonissima che ci ha fatto godere, e soprattutto le specialità regionali sono le cose più buone. No, mi è venuto in mente lì a Roma quando c'era un signore del Veneto che aveva portato un salame, ci eravamo messi lì a tagliarlo in Piazza del Popolo. Bei tempi. E invece a Milano non si è riusciti a mangiare niente, perché poi a un certo punto, quando è arrivato il corteo, c'è stato un casino della miseria. Infatti io ho fatto un po' di interviste, tra poco ve ne trasmetto qualcuna, ma finché non c'era il corteo. Quando è arrivato il corteo, e basta, siamo stati tutti così impiccati in mezzo metro quadrato, ed era impossibile passare senza schiacciare il piede a qualcuno. Ancora le vostre voci, e grazie Mauro Fornasiero per i salumi e il vino. Devo fare gli auguri a Mariangela Franchi, il prossimo sindaco di Rescaldina, che è diventata nonna l'altro ieri, e gli facciamo l'applauso, prima di tutto perché diventerà sindaco a Rescaldina, che è qui vicino a Milano, ma soprattutto perché è diventata nonna. Chiaramente con lei diventerà consigliere comunale anche un certo Marco Grimoldi, che conoscete bene perché è quello che ci dà una mano per farci il gazebo di Radio Padania. Ciao Marco Grimoldi! È anche l'unico che ci dà una mano. Grazie Marco di tutto. Le vostre voci, pronto? Ciao Sammy. Ciao. Ciao, ti saluto dall'Umbria. Grandi. E allora, a proposito, che fa poi? Si dimette, non si dimette? Ha congelato le dimissioni? Allora, lei praticamente ha votato contro le sue dimissioni, e poi successivamente, e questo mi dispiace, ha avuto un malore, no? È stata ricoverata. Sì, e gli facciamo tanti auguri, certo. Sì, però ora sta meglio. Niente, però questa situazione penso che stia avvantaggiando i candidati del centrodestra per le imminenti elezioni a sindaco, specialmente Romizia. Ma poco probabilmente, è solo una sensazione. Perché, oltre allo scandalo appunto PD, c'è anche il fattaccio, chiamiamolo, interno del Movimento 5 Stelle a Perugia, che Di Maio ha silurato praticamente la vecchia candidata, che era la Cristina Rosetti, e quindi c'è una spaccatura interna anche nel Movimento 5 Stelle, e a Perugia non ci stanno capendo più niente. Quindi, immagino, ma come mai? Che cosa ha fatto? Ha detto che anche lei era per la vita, anche lei era per il rispetto? Perché trovo una scusa ogni volta, cioè a Cagliari hanno silurato uno semplicemente perché ha detto io sono per la vita, no allora non va bene, non sei dei 5 Stelle. Ma dai, ma per favore, grazie dall'Umbria, un applauso all'Umbria, che presto avrà un nuovo condottiero che sarà leghista. C'è ancora una chiamata, pronto? Sì, pronto? Ciao Sammy. Ciao. Allora, io ero in piazza, ho fatto anche il corteo, ho portato anche lo striscione. Vai. Ecco, e vai. Allora, ti devo dire, mi è piaciuto molto le persone di queste nazioni che Salvini ha portato sul palco, ed è la prima volta che succede, non ha mai fatto nessuno. Lui invece ha portato queste persone, dei governanti delle altre nazioni, e questo per me è stato insomma un bel... spettacolare per Salvini, bello, insomma, è un bel momento, mi è piaciuto questo. Grazie. Ecco, un'altra cosa, volevo dirti, per quanto riguarda adesso che andiamo a votare, appunto, voi dite due uomini e una donna, cioè in primis io metterò Salvini, in secondo metterò una donna e il terzo metterò un uomo. Basta solo il cognome, ci vuole anche il nome? Va benissimo il cognome. No, va benissimo cosa? Il nome, il cognome? Il cognome sicuro, il sicuro. Sì. Se poi c'hai la matita che scrive bene, scrivi anche il nome. No, perché magari non avendo, diciamo, magari può avere anche un doppione il cognome, giusto? Sì, perché comunque non c'è una persona con lo stesso cognome nella stessa circoscrizione. Quindi... No, perché questa persona... vai tranquilla. Tanti anni che in Lega, quindi lo conosco, eccetera. Va bene, niente. Allora spiegate però bene una cosa, perché io stessa mi confondo. Perché voi quando dite l'uomo e una donna, siccome
finalmente ho visto diciamo il facsimile, no? Ho visto il facsimile e quindi mi sono chiarito che ci sono 3 righe, perché se no non si capisce bene. Voi dite no, una donna, ma non si capisce che c'è la prima persona può essere Salvini e poi Salvini e altre 2 persone. Ecco, per dire. Allora sono 3 preferenze che si possono mettere, si può scrivere il cognome e basta del candidato, però non si possono mettere o 3 uomini o 3 donne, bisogna mettere 2 uomini e una donna o 2 donne e un uomo. Ecco, se mi posso permettere, se una persona ha per esempio 2 candidati uomini di sua scelta e un candidato donna di sua scelta, li può scrivere chiunque essi siano tra i candidati. Cioè non c'è un obbligo di scrivere un nome in particolare. No. Ok? No. Beh, diciamo che ogni sezione della Lega dà dei consigli perché giustamente ogni sezione ha dei rappresentanti territoriali che magari, cioè ti faccio l'esempio, io sono a Cassano Magnago, che è in provincia di Varese, vicino a Busto Arsizio. A Cassano Magnago si decide magari di appoggiare la Tovaglieri, che è la vice sindaco di Busto Arsizio, per una mera questione territoriale, perché è a 2 chilometri da Cassano Magnago e ci piace l'idea di appoggiare una persona che sia vicina a noi. Chiaramente c'è Matteo Salvini e quello sarebbe bello che tutti noi lo votassimo per dimostrare che è veramente il nostro capitano, nel senso che se saltasse fuori che la Sardone, che salutiamo chiaramente, che si è candidata nelle liste della Lega, prendesse più voti di Matteo Salvini, cosa possibile, ragazzi, perché la Sardone è una che fa incetta di voti, è stata la più votata in Lombardia tra le donne, sarebbe una brutta figura, insomma, per il nostro capitano. Quindi sinceramente io, da leghista del 1987, chiedo a voi di mettere Salvini al primo posto, certamente, e poi di scegliere un altro maschietto e un'altra femminuccia, mettendo quello che volete, quello che vi pare. Poi se magari prima di votare date un'occhiata ai cartelli fuori dalla scuola dove voterete, vedrete che ci sono candidati anche della vostra zona. Come fate a capirlo? Perché c'è scritto nata a Busto Arsizio, nata a Monza, e quindi da lì capite un attimino la disposizione geografica. Poi, essendoci le circoscrizioni, comunque non vi trovate un tizio che arriva dalla Calabria, se non è residente da più di tot anni al nord, non lo ritroverete certamente paracadutato nella circoscrizione di Cassano Magnago. Poi chiaramente c'è in corso anche una campagna elettorale fra i candidati stessi che stanno girando un po' tutta la zona. Si chiama democrazia. Per farsi conoscere. Si chiama democrazia, ragazzi, ci mancherebbe altro. Ci sono dei pezzi grossi, veramente grossi all'interno della Lega che bisogna votare. Ce ne sono altri meno conosciuti che, visto che non ne manderemo 2, 3, 4, 5 o 10 in Europa, ma ne manderemo più di 20 probabilmente in Europa, è il caso di votare anche quelli meno conosciuti, che però magari sono giovani e danno fiducia. Mi viene in mente il Dante Cattaneo, che è sindaco di un paese qui appena fuori, giovane, simpatico, figo, sindaco sceriffo, rompicoglioni antidroga. Ma perché non votare anche lui? Capite? Cioè, ce ne sono di personaggi il Zanni, ma chiaramente. Zanni, cosa fai? Non voti Zanni tu? Ma è chiaro che Polini, se non vota Zanni, Zanni lo rincorre per tutta la Lombardia. Se posso spendere 2 parole a favore, sicuramente una delle persone più preparate a livello tecnico che abbiamo in questo momento da mandare in Europa. Quindi... Ma ce ne sono tanti tanti al nord e anche al sud, anche ragazzi. Lo stesso Rinaldi Rinaldi Centro Italia è il più scemo di tutti. E che cavolo, lo mandiamo in Europa? No. E Sofo al sud, ragazzi, non mandiamo il giovane Sofo? Se non mandiamo il giovane Sofo talebano padano, siamo delle merite merdacce, per cui diamoci da fare, votiamo anche i più giovani e magari meno conosciuti, che il Sofo comunque in TV qualche girettino l'ha fatto. Ancora le vostre voci, attenzione, tra 3 minuti vi manderò in onda la nuova canzone di Fabio Lucentini. Lui è quello che prende in giro, scherzando, fa parodie politiche su Matteo Salvini,
facendo delle canzoni simpaticissime, utilizzando Gigrobo d'acciaio, Goldrake, Mazinga. Avrete sicuramente ricevuto un WhatsApp con una sua canzone in passato. Beh, l'ho intervisto mercoledì alle 15, ma oggi ogni mezz'ora trasmetto una sua canzone. Intanto ancora le vostre voci. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao. Io sono da Angela di Novara. Quella. Dunque, ho parlato con il regista, no? Perché volevo sapere se basta un nome solo oppure bisogna scriverne 3 di nomi. Basta anche solo un nome, capisci? Certo. Basta anche solo un nome. Ma basta anche non mettere il nome se vuoi. Se non basta che fai la X sul simbolo della Lega o di qualunque altro partito. Se proprio non avete delle preferenze perché non conoscete bene un candidato, basta, come dice giustamente Sammy, una X sul simbolo della Lega e va bene così. Ma Salvini lo conoscete tutti. Un'altra chiamata, Sì. Pronto? Sono Edi da Milano. Carissimo, ho visto le tue foto al corteo, che figo che eri. Grazie. Senti una cosa, io da ieri sera ho un dubbio. Volevo sapere se viene sequestrata una nave, per legge le persone devono essere fatte scendere o è una cosa de facto di patronaggio, proprio una sua decisione campata lì per aria. Grazie. E poi ho un'altra cosa veloce da dirti, proprio veloce. Se mi rispondi qua. Dai. Questa era finita così. Sì, no, ti dicevo grazie per avermi rovinato il pomeriggio, perché uno dei dilemmi effettivamente che penso lo stesso Matteo Salvini abbia avuto sul tavolo ieri sera quando era in diretta sulla 7 e praticamente gli immigrati li sono sbarcati sotto il naso. Non so se avete seguito anche voi, la trasmissione Non è l'Arena con Giletti, ci siamo incazzati molto tutti quanti. Prima pensavamo che fossero stati gli amici dei 5 Stelle, Toninelli, guardavè, poi giustamente hanno smentito ufficialmente dal governo. Fatto sta che è stato il nostro amico a cui mandiamo tanti baci, Luigi Patronaggio, che è quello che sta indagando Matteo Salvini, che ha fatto sbarcare sotto il suo naso i clandestini. Certo, avendo sequestrato l'imbarcazione, e qui io non sono qui a difendere Patronaggio, però se uno sequestra l'imbarcazione non è che può sequestrare anche i clandestini che ci sono sopra, li ha fatti sbarcare. Chi ha ragione? Punto di domanda, non lo so. Chiaro che tutto questo ci ha fatto girare le balle semplicemente perché forse Salvini questa cosa la doveva sapere. Cioè, se Patronaggio si prendeva la libertà di far sbarcare dei clandestini, e scusate se lo ripeto, clandestini sul territorio italiano, come minimo doveva essere avvisato Salvini. O forse Patronaggio ha avvisato qualcun altro al posto di Salvini? Ci fermiamo? Sì, ci fermiamo, e adesso tra pochi istanti la canzoncina Gigi Robot di Fabio Lucentini. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa, e che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante, serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Ciao a tutti
tutti, sono Gabriella Monti in diretta da Radio Padania Libera con la trasmissione Mi ritorni in mente. Ci siete? Stupidella, non capisci, lui ti vuole ancora bene. Tesoro, ballando mai baciata, senti stordita, preoccupata. Ogni martedì dalle ore 15 con Gabriella Monti. Bacini, bacetti e baciotti. Potere ai popoli, potere alle identità. Sì, è stato bello sabato scorso sentir parlare anche le altre nazioni europee che credono nel populismo, che credono nella difesa delle proprie frontiere. E io ho fatto anche qualche intervista agli amici francesi che seguivano la Le Pen, avremo modo nelle prossime ore di ascoltarle. Adesso però vi faccio sentire una delle parodie più divertenti appena uscite, ma che avrà un successo della miseria. Se la prende un po' con Luigi Di Maio, il nostro amico Fabio Lucentini, artista, signori, questo è un artista in gambissima che ha scoperto però che con le parodie si fa notare molto di più che fare una canzone seria, come siamo ridotti in questo paese. Imprenditore, al nostro fiscalista, dove si parlava anche insomma di reddito di cittadinanza, di lavoro, e capite che la campagna elettorale si fa anche così, ridendo, scherzando, strappando un sorriso tramite questi che poi sono dei video che trovate sul canale YouTube di Fabio Lucentini e che potete inviare tramite WhatsApp a cani e porci, anche agli amici che non votano Lega ma che magari sorridono davanti a un video del genere. Soprattutto li salutiamo con tanti bacioni ai nostri amici dei 5 Stelle che magari in questi giorni hanno qualche problemino, stanno sparando, sai quando hai in mano un mitra, spari a qualunque cosa si muovano, qualunque cosa la Lega dica, gli sparano addosso, ma è giusto, hanno capito che perderanno tantissimi voti alle prossime elezioni domenica prossima e giustamente sono un po' preoccupati. Tra qualche minuto vi farò sentire qualche registrazione che ho inciso a Milano sabato scorso durante la manifestazione della Lega di Matteo Salvini, ma sono tanti gli appuntamenti elettorali in questa ultima settimana di campagna elettorale. Uno tra questi arriva proprio questa sera a Crema e c'è qualcuno che ce ne racconta. Si chiama Tiziano Filipponi. Ciao Tiziano! Pronto, ciao Sammy, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Padania Libera
E un saluto ai tuoi ospiti presenti in trasmissione. In effetti sì, questa sera ci sarà un evento particolare, è la presentazione L'Italia non è più italiana, libro del direttore Mario Giordano, che si svolgerà presso la sala a Crema dell'hotel Ponte di Rialto, sala consigliare, alle ore 21:15. Sarà presente appunto il direttore, l'entrata è gratuita, dunque entrata libera. Saranno presenti anche numerosi ospiti, tra cui il commissario l'onorevole Rebecca Frassini, il nostro parlamentare del territorio, l'onorevole Claudia Gobbato, e 2 candidati giovanissimi ma bravissimi all'Europarlamento, che sono Isabella Tovaglieri e Gianni Marco. La serata sarà incontrata appunto sarà improntata su questa presentazione, che ci rappresenta anche da vicino, perché questo libro sappiamo bene che parla anche di cose che noi sono anni che stiamo portando avanti, il Made in Italy, i problemi a livello europeo, insomma sarà molto interessante questa cosa. Vi permetto anche di spiegare un attimino il programma della serata, che si aprirà all'incirca verso le 20:45, anche forse prima, con la presentazione dei nostri candidati sindaci simbolo Lega, che sono a Vailate, e se mi permettete mi piacerebbe nominarli perché meritano e sono assolutamente da votare secondo noi e secondo tutti. Sono Paolo Palladini a Vailate con la lista Prima Vailate simbolo Lega, a Bagnolo Crenasco l'amico Paolo Aiolfi con Prima Bagnolo, e mi raccomando il simbolo bene, a Pandino invece Pier Giacomo Bonaventi con Bonaventi sindaco, a Ripalta Cremasca con Simone Bolzoni con la lista Insieme per Ripalta, e a Learello Stefano Samarati con Lega per Agnadello. Questi sono i nostri candidati sindaci del territorio. Naturalmente abbiamo anche tantissime liste civiche dove noi appoggiamo con simbolo Lega, dunque mi raccomando, il 26 votiamo Lega sia alle amministrative, perché dobbiamo cambiare i comuni, e tanto più in Europa. In Europa facciamo la crocetta sul simbolo Lega, perché così riusciremo probabilmente a cambiare tutto. Vi aspettiamo questa sera naturalmente al Ponte di Rialto a Crema. Tra l'altro è una serata molto importante, e di cercare di arrivare un po' prima, perché i posti sono, la sala molto grossa, sono abbastanza già riempiti, ecco, sono già abbastanza pieni. Dunque mi raccomando, 20:45 presso il Ponte di Rialto a Crema. Grazie davvero caro, grazie, buon lavoro a te, buon lavoro a tutti i nostri amici di Crema, e chiaramente ragazzi, cioè Mario Giordano con i candidati del territorio questa sera a Crema, se siete della zona non potete mancare. Tutte le informazioni naturalmente cercando anche Tiziano Filipponi su Facebook, il Mariette Tovaglieri o chi volete tramite Facebook. Candidato trovate come consigliere con Prima Bagnolo, col candidato sindaco Paolo Aiolfi, dunque importante anche le preferenze poi. Grazie. Perché sono quelli che lavorano sul territorio che devono avere la possibilità di poter cambiare tutto, ecco. Grazie Tiziano, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a tutti, un saluto a tutti i radioascoltatori, ci vediamo questa sera. Grazie. Attenzione, tra poco ci colleghiamo, ancora qualche minuto, c'è una telefonata, tra poco sentiremo anche Alessandro Giacomazzi, che invece è consigliere della Lega al Municipio 5 qui a Milano, perché ultimamente se la stanno prendendo tutti con Matteo Salvini, e questa non è una novità. Il problema è che se la prendono anche con le sezioni della Lega e anche con i giovani della Lega. Questa è una roba che mi ha fatto incazzare. Avete sentito della ragazzina 17enne che se l'è presa a Lecce, attacco allo stand giovani della Lega nella piazza Sant'Oronzo, la principale piazza di Lecce, è stata ferita una ragazzina di 17 anni, ragazzi. Queste sono stronzate che non si fanno, cari amici dei centri sociali. E a proposito di centri sociali,
c'erano anche loro sabato scorso e tra qualche istante ve ne faccio sentire uno, anzi una dei centri sociali che parla tutta gentile e carina, perché è stata la prima ad arrivare in Piazza Duomo, era da sola, aveva soltanto un cartello appeso qua che faceva riferimento al solito Zorro e parlava tutta carinamente. Poi sono arrivati altri cani rabbiosi intorno a lei. Chiaramente c'era la polizia con lo sfollagente. C'è prima un ascoltatore però, pronto? Pronto? Ciao. Sì, ciao, sono Sergio da Trieste. Questo signore che ha fatto sbarcare i clandestini voleva dimostrare che Salvini non conta niente, ma non è vero. Quindi io spero che la cosa non finisca qui, che vada fino in fondo, anche perché per rispetto di chi l'ha votato. Ciao. Grazie, ripeto, tecnicamente bisogna capire come funziona, perché se sequestri una nave, chi c'è sopra, che ne fai? C'è ancora una telefonata, sì, sentiamola, pronto? Sì, ciao Sammy, sono Antonietta. Ciao Antonietta. Ciao, io volevo telefonare ancora stamattina, però il telefono era sempre occupato, perché l'onorevole, così bonariamente, ha detto a un ascoltatore, Matassi mi sembra si chiami di cognome, che ha detto una parolaccia, invece ha detto solo la frase che Di Maio dice delle stronzate. Allora ci rendiamo conto che c'è quel cretino di Crozza, va bene, che veramente continua a dire parolacce e frasi schifose che veramente non so come mai nessuno abbia reclamato e che sia ancora lì a fare il comico su una TV, insomma, non dico della Rai, però su Canale 9. E un'altra cosa, c'è quel Liguori che ieri sera l'ho sentito, guarda, sputava veleno, sbavava, ne ha dette tante di Salvini, che io credo ci siano veramente presupposti per una denuncia, perché è un elemento, arrossiva in viso, guarda, parlava in un modo, interrompeva tutti. Io non so chi l'ha vista quella trasmissione ieri sulla 7, no, su Rete 4. Grazie cara. Beh, semplicemente loro hanno visto i sondaggi che non possiamo diffondere e quindi sia gli amici dei 5 Stelle che gli amici vicino a Forza Italia, signori, altro che cagotto, questi non escono più dal gabinetto. Onorina mi scrive: anche la nostra sede di Fino Mornasco è stata devastata, ma noi non molliamo. Beh, ma ce ne sono tanti esempi. Sant'Arpino, provincia di Caserta, vandalizzata dalla sede, la sede della Lega, con scritto più zingaroni, meno coglioni. Poi ancora Bergamo, l'altra settimana ricorderete, devastata la sede elettorale del candidato sindaco, che salutiamo caramente, Giacomo Stucchi, candidato in quel di Bergamo, e se ce la facciamo a Bergamo, ragazzi, è una delle piazze più complicate insieme a Firenze. Se ce la facciamo lì, gli facciamo una bella pernacchiona agli amici del PD. Poi certamente un fracco di altre schifezze stanno scrivendo ovunque: Salvini muori, crepa Salvini, Salvini infame, sparati a Salvini, Salvini appeso a testa in giù. E giù in meridione c'è sta cosa di Zorro, che si sono presi a cuore il simbolo di Matteo Salvini quando era giovane. Gli piaceva Zorro, anche a me piaceva Zorro, ero sempre travestito da Zorro. Sentiamo questo WhatsApp e poi abbiamo il nostro ospite. Sentiamo il WhatsApp con l'intervista a una giovane e carina ragazzina dei centri sociali che mi stava per mordere un dito, poi ha lasciato stare. Sentiamo. Che l'ho beccata, allora, una ragazza con una t-shirt con su scritto: Zorro, sei un ladro, bugiardo, dittatore, per le forze dell'ordine giù le mani. Come ti chiami? Veronica, che succede? Cosa c'è che non funziona? Cosa c'è che non va? Con chi ce l'hai? Non ce l'ho con nessuno, penso che questo politico, se si può chiamare così, non stia rispettando i nostri diritti e la nostra Costituzione. Parlando di cosa, ad esempio? Faccio un esempio. Ieri è stato arrestato un uomo di 71 anni solo perché ha appeso uno striscione anti-Salvini senza aver fatto nulla di male. Una donna è stata sospesa, una professoressa, perché aveva sottoposto ai suoi studenti una legge di Salvini.
Non pensi che magari si stia un po' esagerando? Assolutamente no, Cioè- perché non impegni le forze dell'ordine per togliere degli striscioni che sono contro di te. Però il ministro dell'interno, Non c'entra nulla, la No. Costituzione, articolo 21, la conosce? un altro non l'avrebbe fatto, dice. Articolo 11 dell'Unione Europea, la conosce? Quindi un ministro dell'interno si deve lasciare sbeffeggiare. Sbeffeggiare? Se uno non è d'accordo con lui non è sbeffeggiare. Quello certo, infatti come vedi sei in piazza. Sorrido e e dico la Ci mia. stiamo anche intervistando nella radio di Matteo Salvini, questa è Radio Padania. Punto, ciao a tutti. Ciao leghisti. Siamo ancora in democrazia. secondo me. Democrazia pura. Poi dite la vostra, noi diciamo la nostra. È che Senza usare violenza, senza fare del male a nessuno. Sì, assolutamente sì. Che succederà alle prossime elezioni tra poco più di una settimana? Beh, spero non porti chiusi, quindi non sono d'accordo con Salvini e spero che non entra lui nell'Unione Europea. Tu sei per la fratellanza, tutti i popoli devono poter per i andare diritti dove dell'essere vogliono, eccetera, senza limiti, senza controlli. Nel rispetto dei controlli, nel rispetto che l'Unione Europea ha messo e si è impegnata, che non è solo l'Italia a dover fare il suo, ma non in questa maniera. Non porti chiusi a chiunque. Bambini e donne, ricordatevi che sono bambini e donne morte in mare. Cercare di aiutarli nei loro paesi dici che non si Come fai se l'Unione Europea è la prima a sfruttare l'Africa? può. Cerchiamo di aiutare Dovremmo l'Africa. essere tutti uniti in maniera giusta, con tutti i diritti, ma non è che sono contro Salvini in primis, contro tutta questa Europa che non gestisce e non aiuta gli immigrati che hanno bisogno e scappano dalle guerre. Grazie. Prego. Grazie. E così la rappresentante dei centri sociali sabato pomeriggio a Milano, come vedete assolutamente democratica, non ha detto neanche una parolaccia e forse dovevo ricordargli appunto tutte quelle che dicono a Matteo Salvini appeso a testa in giù, crepa Salvini, eccetera. Ripeto, era in Piazza Duomo da sola con semplicemente un mini cartello con scritto le solite palle su Zorro. Poi a proposito di striscioni è saltato fuori che non era stata la Digos a far togliere lo striscione ma lo stesso proprietario dell'albergo e se l'è tolto da solo perché dice ma che cacchio sto facendo, quindi poi si sgonfiano queste situazioni. Fatto sta che dopo mezz'ora sono arrivati gli amici, i suoi amici dei centri sociali, circondati da decine e decine di poliziotti perché questi volevano davvero spaccare la faccia a qualcuno o magari spaccare qualche sede della Lega. E abbiamo già in linea qualcuno che ce ne parla, ma prima c'è la Valentina Lucarelli che ha un diavolo per capello e ne ha tanti di capelli. Valentina, volevi replicare a questa simpatica ragazza? Sì, alla simpatica ragazza dei centri sociali volevo ricordarle che non esiste nessun diritto costituzionalmente garantito a insultare nessuno. In maniera particolare un insulto rivolto a un corpo diplomatico come può essere una carica istituzionale così elevata come il vicepresidente del Consiglio è diffamazione aggravata. Quindi non diciamo sciocchezze, non nominiamo gli articoli a caso, giusto per riempirci la bocca di aria fritta. Poi a me mi spiace moltissimo sentire questi ragazzi che se la sono bevuta alla grande la teoria della globalizzazione, pace, amore, tutti quanti uniti in un mondo migliore. Cioè è la classica sbronza di chi ha qualche mito giovanile e non sa ancora che cos'è la vita, non sa esattamente come vanno le cose. Sono tutti molto bravi, i poteri forti, le grandi lobby finanziarie a parlarci di quanto è bello un mondo unito. E meno bravi i ragazzi che non hanno senso critico, non hanno studiato a sufficienza per capire che questo mondo non può essere globalizzato se non pagando uno scotto altissimo. Lo scotto altissimo è diventare una plebe indistinta che non sopravviverà a un nucleo ristrettissimo di persone straricche che detengono la ricchezza mondiale. Praticamente il 3% dell'umanità detiene la ricchezza mondiale e nel caso di un progetto globalista portato a termine, nonostante si invochino i figli di fiori, pace, amore,
pace, amore, bene, fantasia, giustizia, bellezza, eccetera, eccetera, finirà parecchio male. Tra poco c'è anche Polini che dice qualcosa, ma prima lasciamo raccontare al nostro ospite Alessandro Giacomazzi, consigliere della Lega al Municipio 5 di Milano, cos'è successo alla sezione Darsena della Lega l'altro giorno. Buon pomeriggio Alessandro. Ciao Sammy, ciao a tutti. Che dire, un altro attentato alla nostra sezione sud di Milano, la sezione Darsena. A gennaio siamo stati colpiti da una Molotov e l'altra sera ci hanno riempito la sezione con un estintore, quindi a questo giro ci tocca anche pulirla con un'impresa di pulizie. Mamma mia. Oltre il danno del vetro, perché comunque hanno rotto un vetro, la saracinesca siamo riusciti a gennaio a sistemarla alla belle meglio. Ci tocca prendere l'impresa di pulizie, cambiare il vetro che hanno rotto, insomma la nostra sezione è sotto attacco. Prima era solo qualche imbrattamento, qualche scritta, le solite che non sono giustificate, però ormai le abbiamo lasciate lì per non dare sfogo ai soliti vandali, per rifarci di nuovo la saracinesca, dove c'è scritto odio alla Lega. Noi l'abbiamo modificata con vota alla Lega, quindi non si divertono neanche già più e hanno alzato il tiro. Quindi domani la puliamo, quindi i soliti incontri riusciremo a farli, però una situazione brutta, gente vigliacca, per non dire di peggio, se lo si può dire non lo si può dire, fa niente. Com'è la situazione morale? E nella vostra sezione ci sono anche ragazze giovani, eccetera. C'è paura in questo senso? No, paura non ce n'è. Che non si crei la paura, che non vogliano farci paura quando siamo aperti, anche perché noi la sezione è aperta i pomeriggi, ci sono i nostri volontari, i nostri militanti, i sostenitori, che con fatica e sacrificio fanno di tutto per dare supporto alla cittadinanza, alla periferia sud di Milano. E il timore è quello, il mio timore anche da commissario è che vogliano portarci a una paura di stare aperti, di non stare sul territorio. Quindi Chiaro. Non credo che accadrà. Però parlano tanto di fascismo, razzisti, violenza, ma qui l'unica violenza che vedo è la loro, quella dei centri sociali, di chi non la pensa come noi, che piuttosto che usare la democrazia utilizza la violenza. Ormai non hanno altro che quello. Hanno paura del nostro consenso, hanno paura del fatto che noi siamo sul territorio, che riempiamo i banchetti, riempiamo le piazze, la gente ci chiama e dà, secondo me, fastidio che i loro elettori si stanno ricredendo, cioè stanno passando dalla nostra parte, e a questo gli dà fastidio. Certo, c'è Dario Polini di fianco a me che voleva aggiungere qualcosa. Dario. Volevo, riallacciandomi anche al discorso prima dell'intervista che aveva fatto Semi, e anche a questo discorso, chiaramente ci sono, soprattutto in quel periodo qua preelettorale, delle situazioni di estremismo che possono essere a destra o a sinistra. In questo periodo stiamo vedendo soprattutto di sinistra, di persone che magari sono indottrinate su alcune cose, però rispondendo a quello di prima, quando si pensa che l'Italia o in generale i paesi europei non facciano welfare, è una concezione totalmente sbagliata, perché noi spendiamo nel nostro bilancio dello Stato tantissimo per il welfare, per sostenere le politiche soprattutto a favore delle classi più deboli, e qualsiasi parte politica ci sia stata negli ultimi anni ha sempre comunque cercato né più né meno di andare in questa strada. Quindi non si può dire in generale, questo non ne faccio un discorso politico, ma in generale, che l'Italia e i paesi europei non siano dei paesi che hanno a cuore queste politiche, a differenza invece di altri paesi di cui non faccio nomi, ma che sono andato con i miei occhi a vedere, dove ho visto che effettivamente
non c'è tutto questo diciamo aiuto per il prossimo, come viene dato, ricordo, in Italia anche da tantissime associazioni, non solo dallo Stato, ma anche proprio dai cittadini stessi. Quindi a me, quando qualcuno mi dice noi qua in Europa non siamo egoisti, non aiutiamo gli altri, non aiutiamo i paesi, cioè diciamo le persone che vengono anche da altri paesi, non è vero assolutamente, perché abbiamo già tantissime politiche di welfare che non distinguono per di più la provenienza di una persona una volta che è residente qui. Quindi questo parlo in generale. L'amica dei centri sociali era parecchio mal informata o troppo giovane per essere mai entrata? Troppo giovane per essere mai entrata evidentemente in un ospedale a vedere cosa succede. Noi italiani ci prendiamo carico, pagando con le nostre tasse, del Servizio Sanitario Nazionale anche nei confronti di quelli appena sbarcati. Lo facciamo pur non essendo un paese in una fase di espansione economica, ma in una fase recessiva. Fino a quando potremo farlo, questo è abbastanza lampante e evidente, non lo potremmo fare all'infinito. Comunque volevo fare, se mi permetti Sammy, una piccola precisazione sul fatto che il discorso buonista è un discorso molto molto strumentalizzato. Sono d'accordo che bisognerebbe che qualcuno la piantasse di andare giù a creare caos sociale, guerre per rapinare, diciamo chiaramente, le materie prime di questi paesi. Mi sto riferendo prevalentemente a Francia e Cina, che non vedono l'ora di svuotare il continente africano dai giovani maschi adulti, non bambini, giovani maschi adulti muscolosi, per sottrargli il controllo delle miniere di appunto materie prime che sono fondamentali anche per la realizzazione della nuova elettronica che è diffusissima. C'è anche un discorso demografico lì comunque. C'è anche un discorso demografico comunque, e il discorso demografico si può anche controllare con un fenomeno di controllo del nascita che ha caratterizzato l'intero mondo occidentale, perché se ogni donna avesse avuto un figlio da quando al primo menarca alla fase di menopausa, ogni donna probabilmente avrebbe già 45 figli a testa. Ti fermo un attimo per un'ultima domanda da Alessandro Giacomazzi, che abbiamo ancora in linea. Alessandro, non possiamo negare comunque che ci sia stata una recrudescenza nelle ultime settimane, a parte gli attentati più o meno violenti verso la Lega, ma le scritte, le ripeto, Salvini muori, crepa Salvini, Salvini infame, sparate a Salvini, Salvini appeso a testa in giù, cioè queste sono cose che veramente penso non siano mai accadute in maniera così grave, o no? Ma no, assolutamente. A qualche centinaio di metri dalla sezione abbiamo una scritta che l'onorevole Morelli ha pubblicato: non sparare a Salve, spara a Salvini. La nostra è una zona che sta subendo questi attacchi, ma anche in tutto il resto del paese delle frasi veramente angoscianti perché incitano l'uccisione, l'omicidio di un ministro, e i quotidiani sono in silenzio, si preoccupano se Matteo in piazza utilizza il rosario, quando però altre realtà minacciano di morte. Forse dovrebbero più occuparsi di questo che di tematiche più lievi. Ti ringraziamo per il momento, Alessandro Giacomazzi, consigliere della Lega Municipio 5 di Milano. Buon lavoro, salutami tutti, Alessandro. Grazie, buona continuazione, ciao. Edizione straordinaria, edizione straordinaria. No, grazie. Io voglio solo notizie populiste. Non mi fido dei soliti quotidiani, dei telegiornali ben pensanti. Via, via. Allora, devi procurarti una Radio DAB o scaricare la nuova app di Radio Padania. Da oggi l'informazione de Il Populista scorre sul monitor delle Radio DAB e sullo schermo del tuo telefonino. Datti da fare, Rufapopolo! Resta sempre collegato alla nostra informazione alternativa, libera da ogni potentato economico. Ascolta Radio Padania con la Radio DAB o dal telefonino e vedrai scorrere sul monitor le ultime notizie del quotidiano online Il Populista. Facile, no?
Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+, dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Una volta questo era proprio un gran bel paese e non riesco a capire quello che gli è successo. Ogni domenica dalle ore 8 sulla strada della libertà con Roberto Maggi, Radio Padania Libera. Vi aspetta. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Dai, finché non c'è ancora la fine del mondo, perché tra poco arriva il corteo. Chi abbiamo qua? Ciao! Chiara da Milano. Chiara da Milano, una di quelle che spesso e volentieri è in piazza al gazebo. Dove sei? Dove sei tu? In che sezione sei? La sezione est. E sei molto attiva, io ti vedo spesso. Sì. Foto di qua, foto di là, eccetera. Come sta andando secondo te? La gente sta comprendendo, sta capendo ciò che la Lega vuole fare? Secondo me sì, lo sta comprendendo. Sta comprendendo che Salvini, che è il nostro capitano, vuole proprio difendere noi come popolo italiano, e vuole difendere la vita, vuole difendere la nostra religione cristiana cattolica, vuole difendere le nostre tradizioni. Ma stai dicendo delle cose che non piacciono per niente ai 5 Stelle, però. 5 Stelle non sono tanto d'accordo, è vero? Lo so, ma secondo sono me un po' di coccia. gnocchi, come dico io, gnocchi. Tra una settimana potrebbe accadere davvero qualcosa di importante, perché se la Lega prende più voti dei 5 Stelle, ribaltiamo la situazione, ribaltiamo. Siamo curiosi. Buon lavoro. Grazie anche a te. 5 Stelle stanno facendoci la guerra anche con gli assorbenti. Metteremo la terra del deserto come le nigeriane a posto degli assorbenti. Non sanno più a cosa attaccarsi anche i 5 Stelle, ragazzi. Ma noi resistiamo. Certo, andiamo a... Un bel gingoletto, dai, mettimi il gingoletto. Perché tra una voce e l'altra di Piazza Duomo, signori, queste sono le vostre voci, voi che eravate sabato pomeriggio in Piazza Duomo, io e il collega Antonio, il direttore Cainarca, abbiamo girato in lungo e in largo e vi abbiamo intervistato. Ma questa è la settimana dell'entusiasmo che vi trainerà verso domenica, quando si andrà tutti quanti al voto, e io ogni mezz'ora mando una canzone che ci riempie di entusiasmo e che ci diverte pure. Questa non l'avete mai sentita, sempre di Fabio Lucentini.
dopodomani qui in diretta su RPL, parodie che circolano la grandissima in questi mesi sul web. Ha un suo canale, Fabio Lucentini, leghista al 101%, ragazzi. Certo, lui comunica attraverso queste parodie in cui prende molto spesso in giro anche gli amici dei 5 Stelle e gli amici del PD, che speriamo non se l'abbiano a male. Riapriamo le linee allo 0266203529. Chi vuole parlare con Sammy Varin, con la Lucarelli, con il Polini può farlo in questo momento. Le vostre sensazioni, che cosa sta accadendo secondo voi dopo la manifestazione di Milano sabato scorso? Cresce la tensione nel governo, il premier Conte che dice grave mettere in dubbio la mia imparzialità, perché c'era venuto il dubbio che fosse stato lui a far sbarcare i clandestini ieri sera. Sfida la Lega al Consiglio dei Ministri, alle 20:30 c'è il Consiglio dei Ministri che dovrebbe portare avanti anche questo decreto sicurezza bis, lo rifacciamo ancora meglio, e è l'ultima settimana di campagna elettorale, quindi ragazzi vi ripeto, non state lì a soppesare tutte le cose che sentite da destra o da sinistra, non arrabbiatevi se in Umbria la presidente Marini ha votato contro se stessa dicendo no, non mi dimetto, voto contro le mie dimissioni, e con lei gli amici del suo consiglio regionale, tanto prima o poi si dimette, l'ha detto lei stessa, questione di tempo, quando gli gira, perché non vogliono fare una figura di M proprio totale, ma così la fanno ancora peggio. Sentiamo le vostre voci. 0266203529. Pronto? Pronto Sammy, ciao. Ciao. Volevo dirti che ho sentito quella signora prima che parlava di quel tizio che c'era su Rete 4 ieri sera e le do ragione, guarda, io non mi ricordo il nome, neanche mi interessa, era addirittura, sbavava veleno letteralmente, veramente, sprecciava dagli occhi una cattiveria tale da fare impressione, cioè veramente. E poi volevo dire anche un'altra cosa, come mai Salvini sta mendicando il colloquio col Papa, cioè con quello che si chiama Papa? E che cosa ha da dirgli? Cosa ha che spartire? Sappiamo che quella gente lì è tutta contro. E per cui è inutile, secondo me. Questa è una cosa. Perché mi spiace vedere quel povero ragazzo lì che fa tutte le cose in buona fede, attaccato da certa gente. Infima. Grazie. Beh, ve l'ho detto, in questi giorni va così, non dobbiamo arrabbiarci qualunque cosa accada, anche se girano le scatole. Ripeto, a me personalmente che siano sbarcati questi immigrati, sinceramente mi dà molto fastidio il fatto che non sia stato avvisato Matteo Salvini, che è ministro dell'interno. Almeno una telefonata gliela potevano fare. Poi chiaro, se la barca è stata sequestrata, chi c'era sopra la barca in qualche modo ha dovuto scendere, giusto Giovanna? Che cavolo. C'è ancora qualcuno? 0266203529 e poi chiamiamo un imprenditore, perché questo in fondo è il lunedì dell'imprenditore e tra poco vi intervistiamo uno molto figo che si occupa di cose che indossiamo tutti i giorni. Pronto? Ciao Sammy, sono Pietro. Uè Pietro. Ciao, ascolta. Mettiamo che il ministro degli interni si chiamasse o quello che è Bianchi, mettiamo Bianchi, e quelli della Lega scrivessero Bianchi a testa in giù, Bianchi sparagli a Bianchi, tutte quelle palle lì. I magistrati si muovessero, come si dice, e la Digos farebbe qualcosa? Cosa ne dici tu, Sammy? Grazie. Vuoi dire qualcosa, Lucarelli? Penso che Salvini, dove è stato opportuno rimuovere cartelli offensivi, dove è stato necessario proporre denunce e querele, l'ha fatto. Chiaro che non può esasperare anche troppo il contesto, perché non vuole fare capri espiatori dall'altra parte. Quindi cerca di gestire la situazione con il massimo equilibrio, e teniamo conto che siamo sotto campagna elettorale, per cui si sparano cannonate e quindi bisogna avere un attimino di pazienza fino al 26 e poi la situazione si normalizzerà. Sì, poi non dimentichiamoci che rappresenta una delle cariche principali dello Stato a livello istituzionale, quindi rappresenta l'Italia, non rappresenta solo una parte politica, quindi anche per quel motivo lì comunque va tutelato
a prescindere di chi ricopre quella carica istituzionale. Prendiamo ancora 2 telefonate, poi le fermiamo e sentiamo l'imprenditore. Chiaramente questa mattina nell'Agora si criticava anche il fatto che avesse tirato fuori Matteo Salvini il Papa, ha nominato il Papa e c'è stata una parte di pubblico che ha fischiato, ecco, poi quella parte potevano essere in 5 sotto il palco che si è sentito nel microfono perché qualcuno non ha assolutamente sentito i fischi, poteva essere una parte più forte se Salvini avesse sentito fischiare il Papa. Perché non ha bloccato i fischi? Qui le critiche che sono arrivate da una certa parte. E perché ha tirato fuori ancora il rosario? E perché si è raccomandato e ci ha raccomandato, signori, al buon Dio, alla Madonnina, eccetera? Come si permette? E qui mi piacerebbe che sentire il parere vostro di chi va a messa tutte le domeniche, di chi ci va 3 volte all'anno come Matteo Salvini. Allora si può fare questa cosa oppure no? Perché io se no ti tiro fuori la Democrazia Cristiana che per 50 anni aveva sul simbolo la croce e nessuno ha mai detto un cacchio di niente. Noi non possiamo tirar fuori il rosario dicendo ci raccomandiamo questo paese al buon Dio, speriamo bene. In America si giura sulla Bibbia, sono tutte cazzate e loro le possono fare, noi se tiriamo fuori che cosa ci dite? Sentiamo le vostre voci. Pronto? Ciao Semmi. Ciao. Giuseppe da Como. Ciao Giuseppe. Ciao, allora io c'ero sabato con un mio amico, abbiamo fatto il corteo assieme a quelli della Toscana, poi ci siamo messi in piazza, abbiamo acceso anche il fumogeno verde. Mi senti? Certo. Sì, siamo stati contenti di quello che ha detto Salvini, quello che ha detto anche gli altri partner europei, una grossa soddisfazione direi. Sono contento. Ciao Sammy. Grazie. 0266203529, pronto? Ciao, sono Maria. Ciao. La Maria da Genova. Ascolta un attimo, a me queste cose mi esoriscono anche perché io purtroppo non per scelta mia, o se no sto in mezzo a una strada, sto in via Pre. Salvini mi sembra che la conosca, la via Pre di Genova, immagino, ma non sa quello che c'è dentro. Lui ha visto solo la strada. Allora, senti un attimo, prima le cariche, ministri, onorevoli, deputati, eccetera, avevano un'importanza, erano assolutamente rispettati e lo sono ancora tuttora, perché se tu parli male di qualche persona, e non faccio nome se no mi denunciano, non si possono toccare. Allora, chi è Salvini? Non è il ministro degli interni? Perché non è degno di rispetto? Solo perché cerca di difendere il suo territorio, il nostro? Io sono italiana, io vivo qua in mezzo, io non posso più parlare con nessuno, che ci sono solo questi qua. Io non sento una parola in italiano, non esiste più. Quindi Salvini è un ministro e deve essere rispettato. A me questa cosa qui, che lui dà delle disposizioni, può decretare delle disposizioni e gli altri con raggiri, con sotterfugi, con salta l'ostacolo, passaci sotto, fanno quello che cavolo vogliono. Io spero che Salvini rimanga da solo, perché lui ha la sua forza, non ha bisogno d'altri, è ora di finirla di raggirare queste cose soltanto perché lui è un verde e quegli altri sono rossi, punto, perché vedo di quelle cose che io non ce la faccio più. Ragione, le istituzioni sono sempre state rispettate, non si vede per quale motivo quando le istituzioni al massimo livello vengono ricoperte da un partito democraticamente eletto in Parlamento, non si vede perché si debba fare un'eccezione. Qui si tende a non avere rispetto purtroppo, e questa cosa è un qualcosa che si ritorcerà anche contro quelli che si comportano in maniera denigratoria e non e senza rispetto. C'è un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto. Niente,
Volevo dire questo, che io sono credente e anche rispetto il mese della Madonna. Tutti i giorni io dico il rosario e nel mio rosario metto sempre dentro una decina per Salvini, prego per Salvini. Quindi allora cosa c'è? Cosa c'è di male se lui ha tirato fuori la corona? Non vedo niente di male, tutt'altro, anzi mi ha fatto molto piacere e mi fa molto piacere vedere Salvini con in mano la corona. Va bene? Ecco. Grazie. E Famiglia Cristiana non è d'accordo però. Non è d'accordo Famiglia Cristiana col fatto che un ministro esprima la sua fede religiosa in pubblico? Per quale motivo? Questo atto simbolico, perché chiaramente ogni volta che un atto viene fatto da un politico popolare conosciuto diventa un atto simbolico, qualunque azione diventa un simbolo. Ovviamente sta a rimarcare la nostra radice culturale ebraico-cristiana, che è assolutamente una cultura fatta di amore, di pace, di armonia, che chiaramente si vuole contrapporre a quella mancanza di valori che hanno altre sottoculture. Mi riferisco agli integralismi musulmani, che non hanno nel loro vocabolario questi termini, quindi rimaniamo molto saldi al messaggio di Cristo, e questo è quello che il nostro vice premier ha voluto esprimere in Piazza Duomo davanti a tutti, quindi ben venga e sono felice così. Non capisco effettivamente, però magari voi in studio o dal pubblico, dagli ascoltatori possono chiarirmi questo concetto. Non ho capito il richiamo a quale papa, perché mi risulta che ce ne siano in carica 2 in questo momento. Il pensionamento di Ratzinger non è contemplato dal diritto canonico. Chissà chi fischiavano. Intanto, signori, pare che ci ha sentito la presidente dell'Umbria Marini, sta ascoltando Radio Padania, alla fine ha ceduto. Si è dimessa la presidente Marini e noi la ringraziamo, perché giustamente ci vuole coraggio di questi tempi a prendere atto di avere sbagliato e dire forse è il caso che mi ritiro. Atto finale di un balletto che dura da più di un mese, scrive Repubblica, signori, se lo scrive Repubblica vuol dire che è vero. Sabato scorso la presidente aveva votato una mozione per restare, ma ancora questa mattina se ne parlava come dicendo: ma che cazzo sta facendo questa qua? Zingaretti, gli erano girate un attimino le palline e lei si era stupita, la Marini si era stupita che Zingaretti si fosse stupito che lei avesse votato contro le sue dimissioni insieme ai consiglieri regionali umbri del PD. Capite a che punto siamo? Con tutto il rispetto, perché un avviso di garanzia non vuol dire che sei colpevole, però insomma ci sono ancora 2 chiamate. Pronto? Sì, buongiorno Lisetta. Ciao Lisetta. Ciao Lisetta. Ecco, allora andate a votare il 26 maggio soprattutto, signor Semmi. Sì. Chiamiamolo così, io dico il disamore nei confronti della politica e l'incertezza per il futuro. Per me sono alla base di questa non voglia di partecipare alle prossime elezioni, soprattutto tra i giovani e tra coloro in difficoltà con il lavoro. A loro mi rivolgo di andare a votare il prossimo 26 maggio. Non sprecate, ragazzi, questa possibilità di determinare le scelte che saranno fatte da coloro che verranno eletti, e quanto più alta sarà la percentuale di chi avrà espresso il proprio voto. Andate a votare di nuovo, ragazzi. Complimenti, e termino per la manifestazione di sabato a tutti noi e soprattutto al nostro ministro Salvini e a tutto il gruppo sovranista europeo. Vi saluto, arrivederci. Grazie. Certo, direi di andare a votare. Poi se qualcuno vuole votare PD, anzi spero che qualcuno voti PD, se no questi si incazzano davvero. Votate PD. Se non sbaglio si possono votare anche 2 candidati, in questo caso sempre un uomo e una donna. Sì, ci scrive Raul, ci mancherebbe altro. Poi se avete dubbi mettete soltanto la X sul simbolo, quello della Lega o se volete quello del Partito Comunista, che sono d'accordo anche loro di uscire dall'Europa, dalla NATO, vogliono uscire e andarsene via, vivere in un'isola deserta, beati loro. Soltanto la X sul simbolo per le elezioni europee stiamo parlando. Chiaro che se volete potete esprimere fino a 3 candidati, un maschio, una femmina e un altro maschio, oppure 2 femminucce e un maschietto. L'importante è che ci sia sempre in mezzo uno di un altro sesso.
Chiaramente se avete amici che fanno parte delle teorie gender e quindi non sanno se sono maschietti o femminucce, io signori non vi so aiutare, ma spero che nella prossima tornata ci sia anche questa situazione. Se uno è gay, viene visto come maschio o come femmina, Lucarelli? Ma guarda, io ti dico una cosa, che siccome negli Stati Uniti hanno previsto 46 gender all'interno dei profili Facebook. E che scheda ci devono dare, ecco, ragazzi? Appunto, voglio dire, parliamone. Però ci sono sempre i transessuali, cioè, se la Luxuria si candidasse, che salutiamo chiaramente, che facciamo? La mettiamo come donna o come uomo? Perché all'anagrafica è ancora uomo. Allora, vale l'anagrafica. Quindi è un uomo, però poi si incazza perché lei vuole essere donna. No, non si può incazzare. Non si incazza? No, perché Luxuria, ti candidi il prossimo giro? Non puoi incazzarti, può avere l'aspetto di una donna, come meglio crede, però se all'anagrafe risulta ancora maschio, risulterebbe, qualora si candidasse su qualunque pianeta di questo mondo, risulterebbe un candidato uomo. Siamo pronti a tutto. Se volete parlare con noi, non chiamate sulla linea WhatsApp, il 346 642 7756 è riservato solo ai WhatsApp. Chiamate 0266 203529. I WhatsApp invece arrivano. Famiglia Cristiana si vergogni perché sostiene il centro-sinistra, ha sempre messo in copertina frontespizio Occhetto, capo dei comunisti assassini. Di Maio è il nuovo Fini, predisposto per fare la festa alla Lega, come nel 2011. 5 Stelle provocano massicciamente per forzare la Lega a rompere e per passare col PD. Grazie a tutti per quello che fate. Sono Luisa, la sinistra si è dimostrata per quello che è, e ancora sono un fracco di messaggi, le vostre voci. Pronto? Sono io? Ciao, sei tu. Senti, io sono Maria da Casalmaiocco, volevo appunto dirti, se hai visto la trasmissione di Giletti? Sì. Ecco, lui adesso tutti dicono che vuole farsi vedere, ma io penso che abbia avuto un bel coraggio in un mondo come questo, che vuole rinnegare Cristo, vuole portare un'altra teoria anche di religione. Ha fatto bene a testimoniare lì da Giletti con la corona. Per me, io sono contenta. Ecco, io sono contentissima. Se gli altri magari... io penso che l'aiuto del cielo aiuta molto, ecco, dai, tutto lì. Gli altri sono un po' scornati perché hanno paura, dicono questo qui, se vince lui, perché ha l'aiuto del cielo, ecco, mentre noi lo denigriamo in tutti i modi. Ecco. Grazie. Prego. Salvini ha tirato fuori il rosario ancora una volta sul palco davanti a migliaia di persone, lo ha baciato, ragazzi, e ha raccomandato il futuro suo, nostro, dell'Italia alla Madonnina, qualche santo. Insomma, queste cose le può fare un politico oppure no, ragazzi? Siete rimasti turbati? Non le può fare, ma le deve fare. Però non l'aveva mai fatto nessuno prima. Bene, vuol dire che è originale. Forse Matteo Salvini fa capire a una certa Europa l'errore che si è fatto quando si è fondata, senza inserire le radici cristiane. Bravissimo, è proprio questo il punto, Sammy. Sta ricordando l'errore madornale che è stato fatto all'inizio e sta appunto a ricordare che non siamo nati per diventare sottomessi a sottoculture musulmane. E io oggi pregherò per il nostro capitano Matteo Salvini, pregherò il buon Dio perché lo protegga sempre dalle malelingue e da tutti gli uomini cattivi e invidiosi, che il buon Dio protegga per sempre il nostro capitano, scrive Enzo. Sì, una preghierina bisogna dirla, certamente non soltanto per Matteo Salvini, ma per tutti noi, anche per quelli del PD, ci mancherebbe altro. Fratellanza si chiama. Pronto? Pronto, Sammy? Ciao, sono Marisa, Uela. telefono dalla Brianza. Ciao. Ascolta, se sono da Besana Brianza, ho una comunicazione, a parte per il sondaggio ha fatto bene, sì, però è una comunicazione di servizio. Vai. Noi andiamo a elezioni e il venerdì sera alle 17:30 qui a Besana chiude la campagna elettorale Giorgetti. Quella. Quindi
tutti i dintorni, voi guardate la cartina Besana e tutti quelli che sono nei dintorni di 20-30 km, per piacere venite a farci fare bella figura. Grazie, perché non vorremmo fare la figura di Gentiloni che c'era 10 persone, capito? Ma che, vedrai quanta gente. Venerdì sera, Giorgetti a Besana, Brianza, zona bellissima. Poi ragazzi, già che siete lì, vi fermate a cena in qualche ristorantino. Beh, mai come la figuraccia della Chienghe, alla quale mandiamo tanti bacioni, perché lei è una che querela, e le sue foto al comizio di Bologna sono veramente pietose. Chiaro che io difendo la Chienghe, pioveva anche tanto, e quindi posso capire che ci fosse poca gente, e purtroppo la foto è stata scattata proprio mentre lei parlava sul palco. Non è come hanno fatto il Giornale e altri quotidiani che hanno fatto la foto alla platea, alla Piazza Duomo, quando ancora non c'era nessuno sul palco e si vedeva che c'era poca gente. E cacchio, non era ancora arrivato il corteo. Alle 10 del mattino c'era pochissima gente e si vedevano anche i piccioni. Cioè, se c'erano i piccioni in Piazza Duomo, significa che non c'era praticamente nessuno. Quando è arrivata la gente, i piccioni hanno fatto ciao ciao e sono volati via, perché non ci stavano fisicamente neppure loro in Piazza Duomo. Ancora una chiamata, pronto? Pronto, Semmi, sono Mimo da Genova. Carissimo. Ciao. Allora, la trasmissione di Giletti non l'ho vista. E comunque sia, ha fatto bene Sabina a portare un simbolo cristiano. Perché questi signori qua dell'Unione Europea, che sono questi ambaradan qua, ci pensano che gli organi di informazione devono solo le sue loro, a far rappresentare quello che vogliono loro. No, non funziona così. E poi voglio mandare un messaggio ai signori che ci tacciano di razzismo, che i razzisti sono loro, perché negli anni, a fine degli anni 80, che hanno distrutto la scala mobile, che era un meccanismo che combatteva il caro vita e l'inflazione e aumentava i stipendi ai lavoratori. Hanno messo in quel posto anche i signori i lavoratori stranieri, perché quando c'era un caro vita, aumentavano le tasse, di legge il governo doveva aumentarci gli stipendi. Non c'è più questo ammortizzatore sociale. Vorrei che se ne parlasse. Grazie caro, e per fortuna ci sono le vostre voci. Ci fermiamo solo un attimo, poi torniamo con un altro pezzo, un'altra parodia di Fabio Lucentini. Questa volta si scherza anche con l'inno italiano. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Liscio non ti lascio, tutte le domeniche su RPL.
dalle ore 13 alle 13:30, a cura di Sammy Varin, a conduzione di Dino Angelini. Leghisti d'Italia, l'Italia. Canale di Fabio Lucentini, lo trovate su YouTube, soprattutto ci sono parodie con gli eroi Gigrobo d'Acciaio, Goldrake, Mazinga, eccetera, e queste sono cose che stanno girando sul web alla grande in questi mesi e soprattutto su WhatsApp, nel senso che tu puoi condividere il video su WhatsApp e mandarlo a cani e porci. Fabio Lucentini sarà in onda con noi questo mercoledì alle ore 15 per dimostrare come si può fare campagna elettorale anche in questo modo, e se ne è accorto, pensate, Enrico Mentana, che ha condiviso proprio uno di questi video, così per ridere, per scherzare. Torniamo in studio, il tempo di un'altra registrazione, di un'altra intervista. Sabato scorso, Piazza Duomo, Sammy Varin era in giro con i colleghi giornalisti di RPL. Vediamo chi ho beccato, ascoltiamo. No, perché c'ha il giubbotto come il mio, no? E quindi cioè, è come se fossimo in battaglia insieme. Buongiorno, Radio Padania, chi sei? Come ti chiami? Federica. Federica, ma siete qua per turismo o siete qui per vedere Matteo Salvini? Per vedere Matteo Salvini. Ah, ecco, con Federica c'è, chi sei? Federica. La figlia? Esatto. Però tu non sei vestita da battaglia, No. Come mai vestita da battaglia? Perché così? Ma pensi che ci sarà davvero una battaglia politica tra una settimana quando si andrà a votare? No, ma no. Che succede? Vince la Lega la stragrande come sembra oppure boh? Boh, io dico boh. Tu sei una di quelle ancora indecise? No, però, vediamo. Vedremo. Cos'è che ti piace di Matteo Salvini? Mi fa morire da ridere. Mi fa morire da ridere. Cioè un comico, è come Beppe Grillo. Qual è la qualità di Matteo Salvini secondo te? La sua perspicacia, che lui va dritto. Dritto. E a te che sei più giovane ti piace Matteo Salvini o ti sta un po' sulle balle? Certe idee le condivido e altre un po' meno. Perché da giovane giustamente uno è aperto a tutto. Cos'è che ti piace di Matteo e cos'è che ti piace di meno? Le cose, insomma, la campagna contro l'immigrazione, queste cose qua. E di meno? Non so dire. Lo sa ma non lo dice, Grazie ragazzi, grazie. Riapriamo le linee allo 0266203529, ultima settimana di campagna elettorale, ma questo è pur sempre il lunedì dell'imprenditore. Allora sentiamo dal nostro fiscalista commercialista Dario Polini che cosa bolle in pentola. C'è stata un'importante riunione venerdì scorso, di cosa si è trattato? È stato un convegno su base economica
che abbiamo ospitato lì in zona da me, a Boario in Val Camonica, il ministro Fontana e l'europarlamentare Marco Zani, che saluto e che è comunque della zona perché grande Zani, è di Lover, quindi lì vicino, e si è avuto modo di affrontare proprio dei temi macroeconomici importanti durante questa presentazione. Io poi sono riuscito un po' verso la fine anche a interagire con loro e a chiedere alcune cose che anche diversi ascoltatori della radio mi avevano chiesto tempo fa, quindi adesso vi faccio un po' il riepilogo. Ecco, fondamentalmente con Zani si è parlato un po' di quello che è lo scenario post-europee e come sappiamo, finito un po' questo periodo qua di campagna elettorale, poi il governo probabilmente già anche quest'estate dovrà ricominciare a concentrarsi sulle materie economiche, in particolare perché come sappiamo da una parte c'è una politica espansiva, la flat tax, abbiamo visto anche in piazza Milano sabato che il tema comunque è stato comunque portato anche in piazza e il discorso che come sappiamo da un po' di tempo ci sono le clausole IVA che vengono portate avanti tutti gli anni e che devono essere comunque disinnescate e ne abbiamo comunque per una bella cifra che sono 23 miliardi, più circa 13 miliardi dai 12-13 miliardi che hanno calcolato che dovrebbe essere il progetto della flat tax. Dobbiamo trovare un po' questi soldi per far sì che l'Italia riparta a livello di PIL, perché come sappiamo è già un po' di anni che siamo fermi. Ecco, questo è stato un po' tema di dibattito. Ecco, faccio una premessa. Tanti mi dicono perché tu che ti occupi di fiscale ti stai interessando di temi macroeconomici, perché io fra le altre cose faccio parte del team tecnico del comitato Flat Tax che stiamo proprio studiando il progetto fiscale nello specifico, ma sappiamo benissimo che per realizzare queste cose bisogna che si sblocchi quella che è la politica monetaria, quindi io ultimamente diciamo che sono salito un po' a monte della questione e mi sto occupando anche di questo, ovviamente a scopo non sono un macroeconomista, lo sto facendo a scopo propagandistico, però è corretto secondo me informare anche le persone di questa situazione. Ecco, su una domanda a Marco Zani gli ho detto ci sono in questo momento sul banco 3 ipotesi per realizzare queste due cose, quindi politica espansiva e il discorso dell'IVA, più ci sarà tutta un'altra serie di misure, ecco, che poi si discuteranno nella legge di bilancio. Le 3 strade sono quella preannunciata da Conte, quindi una spending review un po' corposa, anche se Zani mi ha espresso perplessità questa cosa, perché dice poi si vanno sempre a togliere delle risorse al welfare come avevamo, oppure alle forze dell'ordine, oppure a delle istituzioni pubbliche, quindi non è mai una strada molto praticabile, a meno che si trovi veramente qualcosa dove effettivamente ci sono degli sprechi o dei disavanzi importanti. E le 2 strade secondo lui più praticabili sono da una parte una manovra in deficit, quindi andare di fatto a, come ha detto anche Salvini la scorsa settimana, a fare questo 3%, a sforare questo 3%, arrivando magari al 3,5%. Cos'è questo 3%? Magari io lo do per scontato, ma tante persone non lo sanno, certo. È il rapporto fra il debito che viene prodotto in un singolo anno e il PIL. Cosa vuol dire? Allora, prodotto interno lordo, il prodotto interno lordo. Ecco, cosa vuol dire? Che noi in Italia tutti gli anni abbiamo un bilancio dello Stato dove abbiamo delle entrate e delle uscite. Alla fine dell'anno si fa la differenza fra queste entrate e queste uscite. Di norma, una cosa che tanti non sanno, le entrate dello Stato italiano sono di gran lunga maggiori delle uscite, cioè quello che noi sulla spesa corrente si chiama avanzo primario spendiamo, in realtà è molto di meno di quello che raccogliamo. Allora mi dite perché andiamo in deficit, perché andiamo in negativo? Perché ci sono gli interessi sul debito che tutti gli anni paghiamo, circa 75-80 miliardi, che sono particolarmente alti, perché come sapete lo spread, che è il tasso diciamo che fa riferimento dei titoli italiani sui titoli tedeschi, è alto e quindi ci porta per le leggi del mercato a pagare degli interessi molto alti e quindi avere questa spesa che normalmente se avessimo un bilancio diciamo fluido, solo entrate e uscite, senza tener conto di questi interessi, saremmo in positivo. Ecco. Quindi l'argomento di questi interessi passivi è un argomento primario per essere affrontato, per risolvere gli altri problemi.
Allora, quindi chiedendo a Zani abbiamo analizzato un po' la cosa e lui dice sicuramente bisogna andare su un discorso di deficit per realizzare questo, bisogna che queste regole europee che non ci permettono in questo momento di andare in deficit, di cui dopo magari lo spiego meglio nello specifico, vengano superate e la soluzione, la terza, potrebbe essere quella proprio di riscrivere queste regole sulla base di una valutazione che va più a avvantaggiare l'Italia rispetto a altri paesi. Allora, il problema non è tanto il fare il 2,5, il 3%, il 2%, il problema che abbiamo noi, perché ci sono paesi come la Francia e la Spagna che lo fanno tranquillamente, il problema che abbiamo noi è dato, come dicevamo settimana scorsa, dal debito totale che abbiamo, che è al 135% del PIL, quindi non il debito che facciamo nel singolo anno, ma quello che abbiamo generale, che ci portiamo dietro da tanti anni. Quindi è molto importante sapere la distinzione tra deficit PIL e debito pubblico PIL. Ecco. Le regole europee stabiliscono che deve essere al 60%, l'unico paese ad oggi è la Germania che è sotto, ci sono paesi che mediamente hanno dal 90 al 95% come la Francia e la Spagna, noi e la Grecia siamo quelli messi peggio, la Grecia è quella messa peggio, noi siamo quelli messi i penultimi, diciamo, e abbiamo circa il 135%. Ecco, il problema è dovuto al fatto che abbiamo un forte debito pubblico, però giustamente, e qui viene la chiave del discorso, Zani dice però siamo quelli che in Europa abbiamo il debito privato più basso di tutti. Perché? Perché è vero, noi abbiamo un debito pubblico molto alto, ma le famiglie italiane dispongono di tantissime risorse e sono quelli meno indebitati di tutta l'Europa. Quindi lui dice, perché non rivediamo le regole europee al posto di tenere presente solamente il debito pubblico, facciamo la somma di entrambi, sia debito pubblico e privato. In questo modo vedete che l'Italia ne esce benissimo rispetto agli altri paesi, e allora tutta questa politica che abbiamo di rigore, allora andiamo lì e diciamo sì vabbè, è vero, abbiamo questo debito pubblico, però il debito privato siamo quelli messi meglio, quindi in realtà la nostra economia non è messa così male come ci vogliono far credere dall'Europa. Quindi questa per esempio può essere una soluzione che si può andare a ridiscutere, cambia il parametro, noi ci presentiamo con una manovra al 3 al 3,5%, facciamo tranquillamente la flat tax, non aumentiamo l'IVA e iniziamo con una politica espansiva. Ecco, questo è un po' quello che può essere, che è uscito dall'altra sera, nel senso che le chiavi vanno riviste in un altro modo. Certamente non sarà facile perché sicuramente in Europa c'è una grossa resistenza su queste cose e soprattutto sul reinterpretare alcune regole che ci sono già attualmente, però ovviamente si spera che un po' anche il Parlamento possa avere un certo cambiamento che porti poi a avere la Commissione europea, che è un po' l'organo che è l'espressione del Parlamento europeo, una commissione un po' rinnovata con delle idee diverse, magari per rivedere alcune di queste regole che, se messe in un altro modo, ripeto, vanno molto di più a facilitare l'Italia rispetto alla penalizzazione che abbiamo attualmente. Però un altro punto che è fondamentale è che finché il debito pubblico è in mano agli stranieri. Eccoci, volevo arrivare anche adesso. Allora, il fatto di avere un debito al 135% del PIL non è un grossissimo problema se ci sono alcune condizioni. Faccio un esempio, il Giappone è un paese che ha un debito pubblico molto più alto dell'Italia, però non ha nessun tipo di problema legato a questo genere. Perché? Perché il debito pubblico è in mano ai cittadini giapponesi e in questo modo loro non hanno lo spread, ma hanno un altro, però in questo modo pagano degli interessi bassissimi. Noi non avremmo nessunissimo problema a avere un debito così alto se avessimo 20 di spread o 50 di spread, perché di interessi ne pagheremo un gran pochi, e se al posto di 80 miliardi di interessi ne paghiamo 5, tutto quello che rimane in surplus lo possiamo investire sulle politiche quelle espansive, come normalmente fa un paese, perché un paese fa politica di ridistribuzione, raccoglie i soldi dalle imposte e li ridistribuisce per quelli che sono le sue spese correnti e per le manovre espansive per far crescere l'economia. Quindi per ridurre questo benedetto debito pubblico in mano straniera occorrerebbero delle misure per rientrare attraverso delle trattative all'interno dell'Italia questo debito dove possibile, e
anche prevedere un sistema in cui gli stessi italiani possano investire su questo debito Storicamente, pubblico, quindi riprenderselo in mano nostra, almeno per farlo scendere al 98%, tu mi dicevi. No, allora il discorso del rapporto debito totale PIL è un altro. Qui si parla di mantenere comunque lo stesso livello di debito, ma in realtà metterlo in tasca agli italiani, in modo che così lo spread non è alto e si pagano meno interessi. Ma come lo facciamo portare in mano agli italiani? Una soluzione potrebbe essere quella di fare delle politiche che invoglino gli italiani a ricomprarsi il debito, che possono essere delle politiche facoltative o eventualmente anche un qualcosa di legato al fiscale, però sono tutte delle cose ipotetiche che io adesso sto dicendo, Quindi la prima ma cosa che devono che essere tu dici, studiate. la prima cosa che tu dici è che gli italiani investano sempre di più in titoli di Stato. Che si riporti questa percentuale più a favore di quello che è il possedimento italiano, anche perché in modo che così appena non ci sia un minimo di crisi, non ci sia subito gente che vende, che quindi lo spread si alza, come per esempio è successo settimana scorsa quando Salvini ha fatto 2 parole su un ipotetico 3% e subito si è alzato lo spread. Ecco, evitare di essere sempre in questo circolo vizioso, o se no, soluzione 2, studiare una politica vera e propria a livello tecnico per cercare di abbassare questo debito. Esatto. E bisogna sicuramente, la strada che è stata indicata dal 2012 in poi, cioè quella di fare risultati di PIL e quindi piano piano riuscire a abbassarlo, è una strada che non sta andando, perché il debito si è sempre più alzato negli ultimi anni, quindi bisogna studiare un qualcosa di diverso, del quale vabbè adesso in questa sede magari non stiamo a parlarne, qualche idea c'è, però bisogna sicuramente che si crei un team tecnico di esperti che vada effettivamente a affrontare la questione. Questo è fondamentale. Signori, ne parleremo ancora, chiaramente il lunedì dell'imprenditore serve a voi anche a questo, cerchiamo di parlare di ciò che bolle in pentola per il presente, ma soprattutto per il futuro sul fronte economico e sul fronte soprattutto lavorativo. A proposito di lavoro, lunedì dell'imprenditore, lo sapete, tra gli ospiti ci sono sempre imprenditori di ogni tipo e ogni tanto fa capolino anche l'imprenditore attore. Salutiamo, era un po' che non lo sentivamo, Massimo Moletti. Ciao Massimo! Ciao a tutti! Allora, volevo ricordare due cose, l'appuntamento di stasera sul canale 288 Telemusica Italiana Channel con la vostra ex regista Cristina Giacomini. Sarà la puntata dedicata è a la lei. stagista qua da noi, la salutiamo chiaramente, la Giacomini. Questa sera che ora? Alle 21:17. Oh, ma come sei preciso? Quando c'era la mia intervista era ora più, ora meno. Adesso invece con la Giacomini la mettete proprio al minuto addirittura. Sono geloso. Vabbè, sempre ho dovuto aspettare un'ora, vabbè, ma Cristina, allora? c'è la galanteria con le donne. E in edicola questa settimana potete trovare nella rubrica Faccia da Spot 2 ragazze, 2 gemelle che sono le gemelle più gettonate negli spot under 18 e anche per molti brand sempre under 18, le gemelline Gatto, che sono veramente 2 gemelline identiche che sono molto famose nell'ambiente pubblicitario perché fanno praticamente le pubblicità quasi sempre insieme. Quindi col settimanale di tutto solo €1 potete trovare le gemelline Gatto nella rubrica Faccia da Spot. Volevo anche ricordare e salutare un pezzo miliare della storia della televisione italiana che ho intervistato in questi giorni negli studi di Telepavia, Ettore Andenna, il grande Ettore Andenna, è tornato negli studi televisivi dell'emittente vigevanese con una trasmissione dedicata al mattino. Lui e Chiara Antico, ex Mediaset, fanno questa trasmissione dalle 6 alle 9:30 sulle frequenze di Telepavia, quindi è stato un onore intervistare Ettore Andenna. E poi ho intervistato Lucio Piccoli, il grande agente che ha fatto i concerti di Mina, l'agente d'Andenna, degli Emianesi, insomma personaggi che saranno i prossimi intervistati nella rubrica Faccia d'artista, che avrà sempre personaggi più corposi. Un'altra cosa, poi sono agli sgoccioli,
La trasmissione andrà anche in Emilia Romagna e su Lucania TV nel tutto centro-sud. Poi anche su un'emittente piemontese che nascerà a breve, quindi bene o male riusciremo ad andare quasi in tutte le regioni, magari non tutte le puntate, ma sicuramente la puntata di Sammy Varin andrà anche in altre regioni, quindi tutti gli amici di Radio Padania, quando Sammy andrà in onda vi informerò Sammy, che Sammy vi informerà tramite i social e le pagine Facebook e tramite la radio. Grazie. E, volevo dire una cosa, che adesso con i social, una cosa bella, io è anni che faccio provini, ma oggi ci ho messo di più a inviare un video fatto col telefonino, il provino fatto in casa, che andare a Milano, fare il provino e tornare indietro. I social sono molto positivi, però molte volte il contatto umano, quello che si è perso. Tra l'altro a breve, prossima settimana, andrà l'intervista a Giancarlo Caremoli, uno storico agente, e in questa intervista verrà fuori proprio come è cambiato il lavoro dell'agenzia da anni 70 fino ad oggi. È proprio una cavalcata di questo lavoro che io ho visto dagli anni 90 fino a 80, però la cosa che dico è che i social vanno bene, però insomma per quelli un po' rincoglioniti come me, che ci mettono 3 ore a mandarti un video, forse è meglio fare il provino, che uno viene e che magari incontra qualcuno, ormai sono nella categoria vecchi ciccioni. È la cosa più bella, incontrare la gente, guardarla negli occhi. Infatti, i social vanno bene, però molto spesso quando bisogna fare un video che non c'è Ivano sotto mano, salutiamo anche Ivan Stiano. Grazie, io parlo Ivan. da solo col telefonino, effettivamente ho dei grandissimi problemi. Oggi come oggi si vuole molto il video col telefonino per risparmiare su tutto. Le produzioni effettivamente stanno tagliando effettivamente su tutto, e per questo che sono tornato un po' a orbitare sulle trasmissioni autoprodotte da me. Grazie Massimo Moletti. Ciao Iva, ciao Sergi, ciao, buone cose. Ciao. Chiaramente cercate l'attore Massimo Moletti su Facebook, che vi dice quando vanno in onda le interviste che fa ai personaggi più strani di radio e televisione, compreso anche il sottoscritto Sammy Varin. Mi fanno notare che sulla pagina dell'ANSA c'è il forum con Matteo Salvini, rispetto ai PM mi aspetto che vadano in fondo, ma subito sotto c'è simpatico, ormai è simpaticissimo direi, Di Maio, che dice: scontro sui migranti, Salvini nel pallone. Sulla sicurezza e la felicità degli italiani decidono ministri e parlamentari eletti dagli italiani, non sconosciuti burocrati tifosi dell'immigrazione di massa, dice Salvini. Di Maio: ci avviamo a risolvere il problema migranti e la Lega va nel pallone perché non ha più argomenti. E chiaramente lascio a voi. A proposito di diciamo incomprensioni, per così dire, con Di Maio, ho assistito sempre al convegno venerdì sera, il ministro Fontana, io gli ho fatto giustamente una domanda dicendogli: nel reddito di cittadinanza si vocifera, o meno Di Maio ha riferito che ci sia circa un miliardo di euro, di avanzo da quello che sono i fondi previsti per la misura a quelli che verranno effettivamente spesi. E Di Maio è già diversi giorni che dice che vuole utilizzarli per politiche a favore della famiglia, e lui innanzitutto il ministro Fontana ha smentito il fatto che effettivamente questi soldi ci siano, dicendo che comunque non era una cosa detta da lui ma è dai tecnici del MEF, che effettivamente riferivano che non c'era questa copertura, e era anche abbastanza arrabbiato sul fatto che Di Maio, che è il ministro del lavoro, si stesse occupando di una cosa che riguarda una materia sua personale. Infatti sia l'ANSA del giorno successivo che sulla Verità di ieri i titoli riportavano questa precisazione: non sono avanzati soldi dal reddito di cittadinanza. E poi rifacendomi a un discorso sempre generale di politiche monetarie che abbiamo fatto prima, il ministro Fontana diceva: ci sono tante misure che magari a livello macroeconomico non comportano grossa spesa, per esempio riferiva a una misura di 600.000 euro che magari a una persona
persona comune, ma anche a me è una cifra grandissima, ma in termini macroeconomici vi garantisco che non è una cifra alta. Lui diceva anche per trovare queste singole cifre che servono per fare delle piccole leggi che aiutano magari una fascia di disabili o un qualcosa riservato alle famiglie, hanno dei problemi a reperire i fondi, a reperire le coperture. Quindi è tutto un discorso sempre che si riallaccia a quello generale della politica monetaria e di questi famosi vincoli. Tranquilli, si fanno i dispetti ma fino a domenica. Qui salutiamo Valentina Lucarelli, Dario Polini, ma anche Giorgia Andreuzzi dalla commissione Attività Produttive. A domani. A tutti, buongiorno. Qui Parlamento. La relatrice collega Andreuzza. Sì, io ringrazio i nostri ospiti e volevo anche così informarli che già quando avevamo incardinato il provvedimento da parte di tutti i commissari era emersa l'esigenza di audire questo, chiamiamolo, segmento, che è anche grande, insomma, più che segmento. Volevo fare qualche considerazione perché secondo me a fronte di quanto ci siamo detti prima ci sarà modo di lavorare sul tema anche oltre questa breve audizione per rendere il tutto costruttivo e avere degli sviluppi. La cosa importante è appunto che, qui lo dico anche un po' per la mia esperienza, ho visto che stiamo parlando di un tema che comunque sta cominciando a svilupparci e si sta creando anche una cultura di questo. Sempre più persone, anche chiamiamole disagiate o che potevano un tempo avere più difficoltà a muoversi e per cui quasi quasi neanche pensavano ad andare in vacanza, ma parlo anche dell'anziano, oggi invece desiderano andare in vacanza. Per cui l'offerta, la richiesta di questo mercato parte proprio da queste persone e questa deve essere la prima leva, diciamo, che deve far dare delle risposte sia agli imprenditori di propria iniziativa se vogliono cogliere questa opportunità e ovviamente anche a noi inserire tutte quelle norme che poi servono a far sì che il tessuto, l'imprenditoria crei un'armonizzazione, una chiarezza, una semplificazione. Io vengo da una regione, tra l'altro assieme alla collega, che credo che su questo materia abbia fatto, su Bibbione hanno anche fatto la spiaggia accessibile, ecco, per cui e ho visto quello che è stato il percorso, per cui ho visto come da queste cose puntuali si genera una cultura e alla fine nasce l'esigenza, perché proprio poi vuol dire qualità, ecco, per cui penso che se ci sono dei modelli ci possiamo lavorare perché diventino anche delle buone pratiche, adesso non so come dal punto di vista normativo, però dove qualcosa è stato fatto bene e funziona, secondo me deve esserci in questo momento d'aiuto, e per cui su questo magari ci potete mandare anche delle note voi su quello di concreto che sapete che ha funzionato, come ha detto la collega. Poi magari servirà più nei decreti attuativi, però penso che noi in fase parlamentare abbiamo bisogno di avere conoscenza per dare quei famosi paletti e non rimanere nel generico del paletto diamo attenzione al turismo accessibile, ma capire sempre di più di cosa si tratta. E poi un'altra cosa che appunto la collega Noia su cui fa riflettere molto è appunto che uno dei problemi che abbiamo in Italia è proprio l'aspettativa spesso alta del turista e la capacità forse, come posso dire, a volte di vendere qualcosa che magari non offriamo. Allora, se ci sono delle persone che stanno bene, trovano delle condizioni che non corrispondono, diciamo, alla proposta, si incavolano e hanno le loro ragioni. Figuriamoci se ci sono delle persone che non è che cercano un'aspettativa, ma hanno dei bisogni, per cui entriamo anche non solo in una questione di aspettativa, insomma, di stile, ma proprio di esigenza fisica. Credo che il problema diventi ancora più grave. Qui Parlamento. Avete ascoltato Potere al Popolo.